Stop al progetto di riqualificazione del porto di Santa Margherita Ligure. Il Comune ha avviato la procedura per archiviare sia la richiesta di concessione demaniale marittima, sia l'approvazione del relativo progetto definitivo presentati dalla Santa Benessere, perché sono necessarie modifiche sostanziali al preliminare che non sarebbero ammissibili in questa fase della procedura. È questa in ordine di tempo l'ultima importante conseguenza della mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018 che ha causato danni pesantissimi nel Tigullio ed in particolare fra Portofino, Santa Margherita, Rapallo e Zoagli. A Santa Margherita Ligure in particolare, la mareggiata ha stravolto lo stato del litorale marino e ha spezzato in due la diga foranea, rendendola in parte inagibile. Sulla diga sono necessari ingenti interventi di messa in sicurezza. Secondo una prima stima effettuata pochi giorni dopo la mareggiata, per mettere in sicurezza, ripristinare e potenziare la diga sono necessari 15 milioni di euro. Ministero delle Infrastrutture, Regione e Provveditorato hanno fin da subito affiancato l'amministrazione comunale per decidere e progettare le opere più urgenti da effettuare in città, anche in vista della stagione turistica 2019. Ma lo sguardo sul porto non può non comprendere anche l'incidenza della procedura Burlando attivata per arrivare alla riqualificazione di tutta l'area, procedura che era stata avviata nel 2011 e che in questa fase stava compiendo una delle sue fasi conclusive, ovvero la verifica da parte degli uffici comunali del progetto definitivo. Valutata dunque la situazione, il responsabile unico del procedimento, il dirigente dell'area 4 Territorio e Ambiente del Comune di Santa Margherita Ligure, Pietro Feriani, ha inviato alla società Santa Benessere una missiva con cui si comunica l'archiviazione della procedura. Occorre essere realisti e prendere atto dello stato attuale delle cose, stravolto dalla mareggiata di fine ottobre, ha dichiarato in merito il sindaco Paolo Donadoni, che ha aggiunto: non si può pensare di riqualificare qualcosa che non esiste più. Il porto ora richiede di venire non solo ripristinato, ma anche ripensato e potenziato per ragioni di pubblica sicurezza, e le spese ingenti che sono necessarie di fatto superano le progettazioni per la sua riqualificazione.